Ciao da Crossing TV, oggi siamo al Museo dell'Archiginnasio a vedere la mostra Some Like It Hot, inserita nel circuito Arte Fiera Fest. Siamo qua con Rox in the Box, che fa parte di un gruppo chiamato Tomatos, giusto? Spiegaci un po' il nome e cosa fate, insomma. Io, Rox in the Box, artista già insomma da un po'. L'incontro con Carlo Rossi è avvenuto circa un anno fa in un network. Ci siamo corteggiati per un po', lui proviene dal mondo della moda, della fotografia. Abbiamo deciso di incontrarci un po' a metà strada. Lui insomma un po' stanco di questa superficialità insomma, della foto commerciale, fashion, e quindi abbiamo detto ok, inventiamoci un progetto. Ci siamo inventati Tomatos e stiamo creando una sceneggiatura che va avanti man mano che insomma facciamo delle mostre. Questa storia è una storia di due migranti francesi che decidono di spostarsi a Detroit, nel Nord America degli anni 50. E quindi Jérôme e Bérénice iniziano questo loro percorso in questa nuova terra, ognuno con i loro sogni. Questa è la seconda puntata di Jérôme e Bérénice. Qui Some Like It Hot è una delle loro prime uscite in società, in questo salotto della middle class americana di quegli anni. È un progetto che parla dell'integrazione e di un po' quando ci si sente un po' fuori posto, fuori luogo. Bérénice subisce un po' insomma il fatto di essere forse un po' troppo eccentrica per loro e per quel periodo lì. C'è anche un video, no? Ci parli anche un po' di quello. Il video in pratica ci sono i personaggi di questo salotto dove in pratica lasciano il divano su cui sono seduti. Bérénice non è presente nel video, ma è a fianco una foto dove se la ride, perché lei invece insomma resta lì dove è a mangiare le sue gelatine rosse tanto saporite. La musica, ringrazio Lullaby Baxter, una musicista, singer, performer canadese. Abbiamo anche voluto parlare un po' di quella che è l'integrazione sociale di questo fenomeno migratorio che comunque abbiamo in Italia. Ci siamo voluti mettere un po' dalla loro parte, cioè di cosa si può sentire, insomma, trovandosi in un territorio comunque che non ti appartiene, dove comunque però devi integrarti. Quindi se qui Bérénice si integra, diventa sospettosa come loro, però poi alla fine lei resta comunque su se stessa, insomma la Bérénice francese con i suoi sogni e la sua creatività. Parliamo di questo attraverso il cappello. Jérôme e Bérénice, perché una coppia di francesi e non invece dei migranti napoletani? Perché siamo voluti emigrare anche con la fantasia. Non lo so, almeno per me, napoletana, raccontare i napoletani che vanno in America, mi piaceva più inventarmela questa cosa e quindi sono diventata francese che va a Detroit, perché poi in quegli anni ci fu un flusso migratorio di francesi nel Nord America. Io vorrei tanto essere Bérénice nella vita reale. È una mostra molto concettuale alla fine, no? Però anche molto curata nell'estetica proprio. Cosa prediligi tu? Entrambi. Per me è importante far sentire bene le persone attraverso l'immagine. Cioè io do un grande valore all'estetica, al colore, alle ombre, alle luci. Il nostro lavoro è quello di dare umanità a questo senso di glamour, di perfezione, dare umanità al glamour secondo me significa anche arrivare un po' prima a parlare con più persone possibili. Questo è il nostro intento comunque. Come mai qua all'Arte Fiera? Come siete arrivati a esporre qua a Bologna? Abbiamo presentato questo progetto alla Galleria Napoletana Not Gallery, presenti qui in fiera,
E a loro è piaciuto molto, hanno inviato il progetto alla curatrice Julia Draganovic, la quale l'ha accettato e quindi siamo qui. E un'anticipazione della prossima puntata allora? Probabilmente Berenice comincerà a prendere delle lezioni di ballo con le sue amiche. Va bene, grazie mille, da Crossing TV è tutto, ciao! Un saluto a Crossing TV.